Bentornati in un nuovo video aggiornamento. Andiamo a vedere ovviamente questo impulso anche che riceveremo nel weekend. Intanto, come vedete, giovedì c'è stata instabilità soprattutto appunto sull'isola della Sardegna, poi tendeva a rialzarsi e venerdì colpirà in modo particolare anche parte del nord. Comunque ricordiamo, l'Emilia Romagna riceverà qualche fioccata attorno ai 900 metri, per il resto sul centro avremo ancora della instabilità con dei rovesci anche temporaleschi sulla Toscana e Lazio. Comunque per il resto non avremo nessuna instabilità, se non delle nubi in aumento. Il sud invece riceverà della instabilità sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Campania. Si vede ovviamente dalla mappa gli accumuli previsti per questa giornata, con verso sera anche qualche temporale sulla Sicilia occidentale e la Campania. Comunque avremo ovviamente un aumento delle temperature anche nella giornata di sabato. Invece per quanto riguarda il nord, valori minimi nettamente sotto lo zero, fino in pianura. Per quanto riguarda ovviamente il sabato, sarà una situazione, come vediamo, con nuvosità compatta anche sulle regioni del nord, che verranno colpite da qualche piovasco passeggero ma senza problemi. Piogge ovviamente più interessate dalla Toscana al Lazio, con l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo comprese entro il pomeriggio, e con qualche fioccata attorno ai 1500 metri sull'Appennino. Mentre per quanto riguarda il sud, colpita assolutamente dalla instabilità la Campania e anche la Calabria, con dei rovesci particolarmente estesi, come si vede ovviamente da questa mappa, le regioni più colpite. In questo caso tenderanno ovviamente sempre ad aumentare le temperature, ma saranno sempre in media col periodo, se non in lieve rialzo sulla Sicilia. Mentre per quanto riguarda la giornata di domenica, tende a scivolare questo minimo, tende ovviamente a generarsi sulla Grecia per portare della instabilità su questi settori, colpendo in parte anche la Puglia, compresa anche la Sicilia, quella ovviamente settentrionale, e in questo caso avremo delle nevicate in Appennino attorno ai 1300 metri di quota. Per quanto riguarda altrove non avremo instabilità, avremo un miglioramento netto anche sulle regioni del centro, con diminuzione della nuvolosità. Avremo le termiche in netto aumento e assisteremo inoltre all'espansione di un promontorio anticiclone dopo la giornata di domenica. Da ovest verso est si nota perfettamente, e da questa immagine vediamo dalla giornata di lunedì come si estenderà su tutta Europa, e assisteremo quindi probabilmente a una durata oltre 5 giorni a questo campo di alta pressione, che porterà stabilità, ma attenzione nuovamente alle nebbie che saranno diffuse su tutte le pianure, comprese anche quelle del centro. Quindi particolare attenzione. C'è un'ipotesi che a partire dal 20-21 il tempo possa nuovamente cambiare, concedere nuova ondata di freddo, ma ne riparleremo ancora, ipotesi incerta. Grazie a voi per la visione, vi consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.